l'aula non ce la fa contenere tutto, non ci possiamo mettere a Piazza Roma, semplicemente perché ci vorrebbe un impianto audio che non abbiamo, se no altrimenti anche lì si corre il rischio di non far sentire. Comunque, vista la partecipazione, ripeto, ci può solo far piacere, possiamo sicuramente organizzare qualcos'altro prossimamente a Piazza Roma, questo allora cominciamo subito con un intervento breve da parte di Emiliano Brancaccio, ricercatore alla Sera, quindi per farvi, diciamo, l'opinione dalle altre facoltà del nostro Accademia. Grazie. Allora, ringrazio per l'invito. Dico due cose, cioè primo, innanzitutto siamo felicissimi di vedere che ingegneria si fa avanguardia al Sannio di una mobilitazione che ci auguriamo cominci ora e vada avanti il più possibile. Quello che è importante è questo: nell'Ateneo del Sannio noi ci auguriamo che le facoltà convergano verso questa mobilitazione. Noi faremo tutto il possibile affinché ci sia una convergenza a livello di Ateneo nei confronti della mobilitazione. Questo è il nostro obiettivo. Ci auguriamo inoltre che questa mobilitazione si colleghi ad una serie di iniziative a livello nazionale, perché è chiaro che bisogna fare massa critica, e perché fare massa critica è l'unica condizione per poter contrastare una politica che prevede a regime 1.700 milioni di tagli all'università pubblica italiana. Cioè, questo significa la demolizione del sistema pubblico della formazione e della ricerca universitaria. La demolizione. C'è un progetto, c'è una strategia, c'è una linea di indirizzo politico che viene perseguita da questo governo in particolare, ma che ha una storia antica. Questa strategia punta a fare sì che la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani sia resa inerme. Bisogna cioè fare sì che non vi siano studenti che formandosi abbiano ambizioni. Bisogna fare sì che gli italiani si dispongano a diventare braccia e non teste. Questo è l'obiettivo. Esiste un'idea che è quella secondo cui l'Italia deve disporsi ad essere sistema produttivo di basso profilo. Non ci servono gli ingegneri, non ci servono i ricercatori in biologia, non ci servono tante teste pensate, ci servono braccia, e questo diciamo. Ce lo dicono esplicitamente, lo riportano sugli editoriali del Corriere della Sera. È questo l'indirizzo strategico che sta portando al fallimento l'intero sistema paese. Eppure essi perseguono, dunque non nell'interesse specificamente dei ricercatori o dei docenti o degli studenti, nell'interesse del paese bisogna andare avanti. Noi siamo con voi. Grazie.